Serie B-Win. Tutti i colori della passione. 9 giornate senza sconfitte per il Sassuolo, 3 punti nelle ultime 9 invece per il Brescia, che deve cercare invece di risolvere la sua crisi. 16ª giornata del campionato Serie B-Win, un caloroso benvenuto dal Braglia di Modena. Una settimana non facile per mister Scienza, che ha comunque avuto la fiducia della società. Fuori 3 giornate Capitan Zambelli per il rosso rimediato a match finito contro l'Ascoli, sicuramente una brutta tegola, ma abili e arruolati Jonatas, Feksesin, El Kadure e Daprelà. Al 9° minuto è subito il Brescia che si fa vedere dalle parti della difesa del Sassuolo. Un tiro all'improvviso, si gira bene, Pomini non se l'aspettava, ma segue la traiettoria all'estremo del Sassuolo. Ma al 17° minuto cambia la partita, perché Terranova mette giù lo stesso Jonatas. Il signor Tommasi non ha dubbi e indica il dischetto, un fallo un po' generoso quello del giocatore. Rivediamo l'azione a rallenti, ma parte al 18° minuto il tiro di Jonatas ed è il vantaggio. Dopo 610 minuti si interrompe così il digiuno delle rondinelle. Tutti i giocatori da Scienza, una bella immagine. Rivediamo il destro preciso e il gol. Al 19° l'ammonizione per Budel, il fallo abbastanza netto sull'Averone. Al 29° minuto un'azione che parte da una punizione a 2, Masucci per Sansone, Daprelà, Belardi toglie il pallone, manda fuori, ma l'arbitro vede invece una rimessa dal fondo. Al 35° minuto Valeri, il tiro che stava diventando un assist per Masucci, che non riesce a deviarlo in porta. Era una buona occasione per l'1-1 per il Sassuolo. Al termine di tempo, al 41° prova il tiro Kofi, il suo destro accompagna però fuori il pallone, Leali ben piazzato. Finisce questa prima frazione con un Sassuolo sottotono e con un Brescia galvanizzato dal rigore realizzato da Jonatas. Comincia malissimo la ripresa, Brescia che rimane in 10 dopo soli 44 secondi. Pericoloso intervento di Budel su Masucci, doppia ammonizione e ripresa sicuramente in salita per gli uomini di Scienza, che ora dovranno difendere con i denti il vantaggio maturato nel primo tempo. Nonostante la superiorità numerica, il Sassuolo sembra non avere costrutto. Al 60° il tiro di Valeri è l'unica azione da mettere nel taccuino, ma è una ripresa noiosa, senza occasione da una parte e dall'altra. Al 73° piccolo cenno di risveglio per gli uomini di Pea, l'invito dalla destra di Laverone per Marchi, che raccoglie, colpisce e trova la deviazione sicura. Al 30° della ripresa Daprelà salva il cross dalla sinistra di Bianchi, non arriva nessuno. Reazione di orgoglio sicuramente del Sassuolo, che sale in cattedra con Marchi, protagonista di questa ripresa. Azione fotocopia ancora di testa dalla destra, il cross, la palla non entra per pochissimo. Al 35° il cross di Consolini, Bianchi si coordina, buon gesto atletico del giocatore. E ancora il Sassuolo con Sansone, grande salvataggio di Berardi che evita un gol già fatto. Il pallone sfugge alle ali in agguato, Bianchi ma provvidenziale in questo caso il salvataggio. Al 93° il sinistro di Scaglia ci mette i guantoni l'estremo difensore del Sassuolo, ma è a pochissimo dal termine, succede l'incredibile, mancano 10 secondi dopo i 4 regolamentari, arriva il pareggio del Sassuolo con Marchi in controbalzo il suo tiro ed è il gol che spiazza un po' tutti quanti. Finisce 1-1, il Brescia si rammarica per questo pareggio in estremis, il Sassuolo invece si salva in corner.